abito qua, no, io abito qua e... Lavori? Sì. Sì, perfetto, sei single? Sono single. E tu? Sì, sono... Perfetto, allora vi posso fare la domanda del giorno. Sì. Credete ancora all'amore? L'amore Sì. vero, l'amore sincero? Sì. E tu? Sì. Come ti chiami? Annalisa. E tu? Patrizia. Patrizia, quanto tempo è che siete single? Lasciamo perdere. No, dai, io sono fidanzata felicemente. Sì. E tu? No, single. Single, da quanto tempo? Da una vita veramente. E come mai? Non lo so. Per gli altri. Ma secondo voi un uomo per attirarvi, per conquistarvi, che cosa dovrebbe avere? Non so, che cos'è che andate guardando in un uomo? Io personalmente, Sì. Se è nobile d'animo, Sì. nel senso che se mi dedica attenzioni, Sì. se è premuroso. Coccole magari? Coccole, vabbè, quelle le includiamo. Le attenzioni, dai, le attenzioni. Nel senso che se ci tiene veramente me lo dimostra con i fatti, non a parole. Certo. Ma la prima cosa che vai guardando per attirarti un uomo? L'aspetto fisico? Gli occhi. Gli occhi? Se ha gli occhi che sono... Sinceri? che mi trasportano, io... Ti devono trasportare? Sì. Tuo fidanzato ti ha trasportato allora? Sì, Quanto tempo è che sei fidanzato? abbastanza. Per scaramanzia non te lo dico perché... Vabbè, comunque lui ti ha conquistato con gli occhi, con lo sguardo. Ma veramente l'ho conquistato io, comunque. Mentre per te? Per me le attenzioni e le mani. E le mani? Le mani. Come le dovrebbe avere? Lunghe? No, curate. Curate. Ben curate? Sì. Non so, dell'aspetto fisico invece, che cos'è che ti attira? Cioè la prima cosa che vai guardando? Bella Gli uomini magari... l'altezza, bella presenza, intelligenza. Il modo di parlare il modo di magari. fare, l'eloquenza. Perfetto. Anna Rita, giusto? Annalisa. Annalisa. Mentre tu? Patrizia. Credi ancora all'amore tu? Com'è? All'amore ci credi? All'amore vero, all'amore sincero? Sì? Sì, ci credi? Sì? Perché? Sei sposata? No. No. Allora ti posso fare la seconda domanda che è molto più intrigante. Sì. Secondo te, un uomo, per colpirti, che cosa dovrebbe avere? Che cosa è importante per te in un uomo? La fiducia. La fiducia. Non vai guardando magari l'aspetto fisico, non so, la prima cosa. Sì, la prima cosa sì. E subito dopo Poi- però, sì. il carattere, perché importa quello. Sì. Ma la cosa che ti attira di più in un uomo, cioè per conquistarti un uomo? È l'affitto fisico, la prima cosa, e poi... E poi magari il suo modo di fare, come parla, come si comporta. Sì. Questo. Però la prima cosa che guardi è l'aspetto fisico. Innanzitutto l'aspetto fisico e poi dopo intellettualmente come ci prende. Cioè, ma la cosa importante che andate guardando è subito l'aspetto fisico. È la prima impressione quella che conta. Certo. Mentre per te? Per me l'aspetto fisico sì, è importante ma non del tutto, l'importante è come approccia quest'uomo con te, diciamo. Che Certo. approccio c'è? Il suo modo di fare. Ovviamente, sì. Il mio ragazzo mi ha conquistato buttandomi in piscina, puoi immaginare. Ok, Non ti esiste ringrazio. più l'amore Non vero. esiste più. Sono qua- amori per interessi. Mhm. Siete single o siete sposati? Io sono single. Sì. Lei sta per sposare? Sto per sposarmi. Allora, singolo, ti faccio una domanda intrigante. Come dovrebbe essere un uomo per conquistarti? Di essere giusto, Giusto, di non essere bugiardo. bugiardo. Perché molti uomini praticamente Sono falsi. Sono falsi. La prima cosa che vai guardando praticamente in un uomo che cos'è? Cioè la prima cosa Il che suo tu... carattere. Il suo carattere, non l'aspetto fisico. Non importa tanto, l'importante è il carattere. Cioè la cosa che conta per te è il carattere. Anche se l'aspetto fisico va bene, il carattere... Non importa. Perfetto. Come ti Per chiami? me non importa, Alina. Alina. Ti ringrazio. Sì. E tu? Sì. Quanto tempo è che siete sposati? Un anno. Un anno, mentre te? 3. 3 anni. Avete bambini? No. No. Che cos'è che questo ti ha no. attirato del tuo uomo? La cosa che ti ha intrigato di più? Come che ti ha affascinato, ti ha conquistato? Innanzitutto che cos'è che hai guardato praticamente la prima cosa? Il carattere, non solo l'aspetto Gli fisico? occhi e il carattere. Gli occhi e il carattere, Sì. cioè col suo carattere è riuscita a conquistarti. Sì. E la cosa che ha fatto scattare il colpo di fulmine qual è stata? Del corpo. Il colpo di fulmine? Gli occhi? Sì. Cioè praticamente ti ha fulminato. Sì. Vabbè, ti ringrazio. Deve essere sincero, Sì. Poi? intelligente. È intelligente, sincero e intelligente. Cioè non guardi l'aspetto fisico. Beh sì, E la prima cosa che guardi che cos'è? sì, l'aspetto fisico, Cioè una zona in particolare, non so, la testa, le orecchie. mani, Le mani. E sei la seconda che me lo dice, le mani. Come le dovrebbe avere? Lisce, curate, curate. Mentre te? Onesto Onesto. e sincero. Per quanto riguarda l'aspetto fisico? Deve essere alto. Alto. Poi?
Alto, parliamo in centimetri, su per giù. 1,80. 1,80. Poi? E poi begli occhi. Begli occhi. Poi? Boh, poi E poi il carattere, il complessivamente. modo di fare, Sì, eccetera, sì, eccetera. sì. Secondo te un metodo di approccio che potrebbe far colpo sulle ragazze? Ma non lo so, dipende. Cioè, secondo te una maniera praticamente per conoscerti quale potrebbe essere? Che a te piace, naturalmente. Ma gentile. La gentilezza. Sì. Tipo, Tipo, non lo so. tipo una domanda che ti dovrebbe fare, tipo tu stai camminando per i fatti tuoi, arriva questo qui, quest'uomo insomma che ti vorrebbe conoscere, che cosa dovrebbe dirti? Come ti chiami? Mi piacerebbe conoscerti, come ti chiami, insomma, quelle domande così. Normali. Sì. Cioè No, tu- il primo impatto non lo so. Certo, poi dipende giustamente come lo dice, dipende come si presenta. Come ti chiami? Paola. Paola e tu? Valeria. Paola e Valeria. E di dove siete? Sarde. Sarde siete. Di Cagliari? Ristano. Di Oristano. E come mai siete qua? Vacanza? Lei in Lavoro? vacanza, io lavoro. Vacanza e lavoro. E siete single? Ma come mai? Due belle ragazze come voi single? Ma strano. Sì. Come mai? Evidentemente non ci sono tanti uomini giusti. Ho capito. Ha molto che state qui? Lei sì, io Tu da Io quanto? ho 8 anni. 8 anni. E tu? una settimana. Una settimana. Te la passi? È bella, è grande però. Confusionaria magari. Come? Confusionaria dico. Sì. E la gente come la trovi qui di Bologna? Non mi piace tanto. E come mai? Cioè Non è lo troppo so, sulle no? sue magari? Sì, è un ambiente un po'. Particolare. Sì. Di nuovo? Tipo un uomo ti dovrebbe conquistare. Come si dovrebbe comportare? Ma a me gli uomini non mi conquistano di solito, quindi. Ah sì? Mm. Sei tu a conquistarli? Ah, Al contrario. Vabbè, funziona ma così un uomo per adesso. piacerti praticamente, giusto, dovrebbe avere qualcosa. Che cos'è che vai guardando in un uomo? L'aspetto L'aspetto fisico, se mi chiedi sull'aspetto fisico, Sì. boh, l'altezza, le spalle, Quanto dovrebbe essere alto? più alto di me. Questo sì. Centimetri? Oddio, non lo so. 1,75 in 80? Sì, Sì. Come spalle le dovrebbe avere larghe. sì. E poi? E poi Il modo basta. di parlare, di comportarsi. Ah sì, il modo di dopo fare. il modo di fare, senti. Quanto tempo è che sei single? Poco, Tipo 3 mesi, un po' di più. un po' di più. Sì. 6 mesi. Ah, Cioè in questi 6 mesi praticamente non c'è stata nessuna che ti ha intrigato. no. Strano. Cosa succede? Come ti chiami? Silvia, Quanti anni c'hai? 26. Diciamo da un anno. Da un anno. E come mai una bella ragazza come te ha un anno che è single? lo c'è so. stato qualcuno che praticamente ti ha intrigato, giusto? Ma può Ti ha darsi. incuriosito magari, giusto? Conquistato. Che No. cos'è no. Che cos'è che in un uomo ti conquista? Cos'è innanzitutto che vai guardando in un uomo per piacerti? No, Penso ma l'aspetto fisico, giusto? La prima cosa. prima credo di sì. Sì. E qual è praticamente la zona dell'aspetto fisico che a te ti colpisce di più? Non lo so, il viso, modo di vestirsi, diciamo così, qualcosa. Sì. E poi successivamente il carattere, Certo, giusto? certo. Il modo di fare. Certo. Un ragazzo Come ti può chiami? essere bello e stupido anche. Certo, ce ne sono molti. Dunque va bene per una serata di baciare un uomo stupido, ma poi... Certo. Mentre per te? Sì, sì, stessa cosa. A lei gli piace gli uomini stupidi.